Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo della pillola, che è Chi comanda dove sta. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, a lunedì sera alle 20:30 il The Garda e Marietto Veneziano con Divati Amidas tengono un percorso esoterico gratuito dove si parla di Kabbalah, di ermetismo e di quant'altro. Se volete iscrivervi, i link sono sotto in descrizione, e se volete lasciare un like, un bel commento così da aiutare anche gli altri, è sempre benvenuto. Bene, parliamo un po' di chi comanda dove sta. Allora, vi faccio degli esempi tanto per darvi un'idea. Prima di tutto vi voglio dire che da piccolino, verso 6-7 anni, il vostro Marietto ha incontrato, 7 anni e mezzo, il vostro Marietto ha incontrato il suo babbo, ed eravamo in questo paese, questa città, che camminavamo per andare nei boschi a prendere le energie, perché ormai chi segue un po' il Marietto sa che il Marietto cammina sempre nei campi, nei boschi, proprio perché da piccolino è stato abituato a vivere sia nei boschi che per energetizzarsi, che per questione naturale, visto che abitava in mezzo ai boschi. Ma andava col suo babbo verso i boschi, e a un certo punto suo babbo gli cominciò a fare una lezione, che diceva che chi comanda non si vede mai, nel senso che resta sempre nascosto, perché chiaramente non vuol farsi vedere e catturare e imprigionare e quant'altro. Anche il vostro Marietto era piccolino e non riusciva a capire, perché di solito lui pensava, il Marietto chiaramente pensava, ma chi comanda è sempre in prima fila, a scuola c'è quello che vuol farsi sempre vedere, vuol fare il capoclasse, o la maestra è sempre davanti. Ma il babbo del Marietto, insomma, quel giorno gli sudò 7 camicie a far capire a un bambino di 7-8 anni che chi comandava sta sempre dietro. Anzi, arrivò al punto di dire che alcuni generali, quando hanno certi gradi e hanno certi compiti nella società, stanno nascosti e vanno dentro nei manicomi, perché in quel tempo esistevano i manicomi, e da lì comandano le strutture, perché mi spiegava che dentro un manicomio nessuno va a cercare un generale. Anche il vostro Marietto era sempre titubante e non ci credeva. Anzi, mi ricordo che quel giorno il babbo del Marietto mi fece una riga per terra e mi mise davanti a questa riga e mi dice: vedi, se tu sei davanti a questa riga qui, se uno ti tira la sventola la prendi, ma se tu sei 1 metro indietro non la prendi. Quindi chi comanda sta sempre dietro. Chiaramente adesso forse sono riuscito sicuramente a capire. Quindi chi comanda non lo vedrete mai davanti, cioè se voi cominciate a imprecare contro i politici non avete ancora capito quello che aveva capito il Marietto, che chi comanda realmente non è certamente quello strato di politici che vi fanno rubare tempo e energie imprecando contro di loro. Chi comanda resterà sempre dietro le quinte. Quindi ve lo dice un bambino di 7 anni, quindi è inutile che cominciate a sperperare il vostro tempo e energie in egregore di questi politici, che nella realtà sono dei poveracci che un giorno, purtroppo, non tutti chiaramente, ma molti di questi andranno nel basso astrale. Poi, crescendo col tempo, il vostro Marietto chiaramente ha conosciuto il capitano degli Alpini di Torino, e la prima volta che ebbi un incontro sul chi comanda lo ebbi in un paese che ai tempi si chiamava Bazzano. Eravamo in questo castello, stavo aspettando, cercando degli amici, mi arriva il capitano degli Alpini di Torino, avrò avuto 10 anni, e a un certo punto mi disse che nel futuro avrei avuto un compito, ma dovevo aspettare il nulla osta di chi comandava. Anche il vostro Marietto diceva: ma chi è che comanda qui? Chiaramente il capitano degli Alpini di Torino era potentissimo a livello magico, ma lui gli diceva che non era proprio quello che comandava. Lui era uno del puzzle, di questo puzzle, e si volta, e a un certo punto si volta e c'erano 3 piccoli tibetani vecchietti, e lui, quando vide queste persone, incominciò a tremare e mi disse: sono loro che comandano.
Anche il vostro marietto, guardando questi tre signori vestiti e con sempre il sorrisino, gentilissimi, erano lontani 5-6 metri, disse al capitano degli Alpini di Torino che sarebbe andato a parlare lui con loro, che sicuramente loro avrebbero accettato quello che il vostro marietto col capitano degli Alpini stavano progettando per il futuro. Infatti andai lì, chiesi se potevo fare questa cosa nel futuro, e loro mi dissero di sì. Al che il vostro capitano degli Alpini di Torino, che tremava, quando tornai indietro e gli dissi cosa mi avevano detto, si tranquillizzò e poi scomparvero. Anni dopo, circa 15 anni dopo, incontrai un altro di questi qui a casa dei sogni. C'era sempre il capitano di Torino, e quando anche questa persona comparve, era un tibetano sugli 80-90 anni proprio, e il capitano degli Alpini di Torino mi disse che era quello che comandava, e io non potevo credere ai miei occhi, perché era veramente una persona semplice, eppure aveva una forza e un potere immenso, più di quelli che voi pensate che saltano sui giornali, insomma. Quindi, morale della favola, cari miei amici, chi comanda? È inutile che voi state a imprecare sui social a destra e a sinistra. Chi comanda? Non lo sa, e neanche nei libri saranno mai scritti. Solamente che loro purtroppo devono portare avanti questa baracca a livello materiale. Questa baracca a livello materiale, sto parlando del mondo. Quindi è inutile che voi cominciate a imprecare su questi politici, perché vi ho già spiegato in altre pillole che sono teleguidati e non hanno niente a che fare con la realtà della vera forza di quelli che veramente spingono le pedine e ci portano in giro come vuoi in questa realtà materiale. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano vi vuole proprio aggiungere un'altra cosa. Quando il mio babbo mi spiegava certe cose, ci dicevo: ma se noi siamo più forti, ma perché questi qui non li abbattiamo e ci mettiamo al loro posto? E il babbo del vostro marietto gli disse: vedi, nessuno vuole prendere il loro posto, perché hanno un karma pesante. Quindi se nella strada che noi facciamo c'è del karma nero, gente così lo raccoglie e noi no. Capito, cari amici? Quindi quando vedete uno che fa tanto il gradasso, non dovete imprecare contro di lui, ma dovete ringraziare il cielo che ha preso il karma al posto vostro. Grazie, cari amici, e alla prossima, ciao.